Oggi sciopero regionale dei lavoratori della società Papino Elettrodomestici SpA. Le difficoltà maggiori sono state registrate a Catania, dove sono cessate le attività al centro commerciale I Portali, e a Mister Bianco si è ridotto l'attività logistica del magazzino e del reparto amministrativo. A Messina ha chiuso il punto vendita di Milazzo, a Ragusa quello di Modica e si è ridotta l'attività in quello di Vittoria. I lavoratori di Agrigento oggi hanno incrociato le braccia perché nel arretrato di 2 mesi è la 14ª, ma anche a causa dei trasferimenti di personale. Già a gennaio Papino mostrava una crisi aziendale, pertanto avevamo già fatto richiesta di incontro per definire quelle che erano le possibilità future di lavoro per i ragazzi che sono qui oggi a scioperare con noi. Noi chiediamo chiarezza per il futuro di questa azienda, chiediamo che l'azienda possa utilizzare e debba utilizzare gli ammortizzatori sociali possibili per questa unità lavorativa, che sia fatta immediatamente il pagamento delle retribuzioni, che sia immediatamente chiarito qual è la posizione aziendale e qual è il futuro di questo punto vendita. Attualmente non è in procedura Agrigento, ma di fatto abbiamo un punto vendita in chiusura, senza alcuna comunicazione alle organizzazioni sindacali, senza avere conoscenza di quale sarà il futuro loro, sia come luogo di lavoro, sia rispetto al lavoro in genere. Chiediamo chiarezza a Papino, chiediamo agli eventuali acquirenti, come si notizia per i corridoi, di dare anche loro una mano a questa unità produttiva per capire quale sarà il loro destino.